Seconda corsa del programma, il premio Hippo Family, il chiosco a bordo pista. È una corsa con una dotazione di 4.400 euro, riservata a femmine europee di 4 anni non vincitrici di 3.000 euro in carriera. Corsa sul miglio, le luci dell'Autostar si sono accese, i cavalli si stanno avvicinando al mezzo meccanico che sta appunto per radunarli e dargli via a questo secondo appuntamento serale. Andiamo a leggere il campo dei partenti, sono 7. 1 Germania Camille Piscuoglio con il numero 2 Gold Star Kampf Roberto Faticoni, numero 3 Giorgia Bourbon Maurizio Cheli, 4 G Scala Sì Filippo Monti, con il numero 5 Jalapas Fi Matteo Zaccherini, la più appoggiata al gioco, il 6 è Gwenda Bro con Fabio Scatolini, seconda fila da solo Gold Deluxe con Andrea Vitagliano. La macchina si sta avvicinando al momento della partenza, che è in questo momento il numero 4 di G Scala Sì e il numero 5 di Jalapas Fi si contendono la prima posizione. Jalapas Fi, nonostante G Scala Sì abbia preso la corda, sembra più determinata a scattare davanti e così succede, quindi dopo 100 metri abbiamo Jalapas Fi favorita e già davanti a tutti, che già se la dà a gambe mettendo da parte già 4-5 lunghezze, 14-8 sono i primi 200 metri e Matteo Zaccherini ha dato il là a una partenza assolutamente bruciante al Fulmicotone che porta Sì a un allungo ancora della sua andatura fino ai 400 metri che si compiono in 29,5. Seguono tutti gli altri guidati dal numero 4 di G Scala Sì, ma in questo momento è una corsa in cui un solo protagonista sta illuminando la scena, che si chiama appunto Jalapas Fi, arriva ai 600 metri ancora in 14,7 con un 45,7 complessivo per questa prima parte del percorso, quando ci avviamo a passare sotto le tribune per il primo passaggio, quindi per gli 800 metri. A destra prova ad avanzare Giorgia Bourbon, che si affianca in questo momento numero 7 al numero 1, squalificato, numero 4 di G Scala Sì e ci si va verso il chilometro, sempre in posizioni immutate, quindi Jalapas Fi precede G Scala Sì con la sua destra Giorgia Bourbon e poi tutti gli altri guidati da Germania con il numero 1 e in fondo a tutti abbiamo il numero 2 di Gold Star Kampf. Arriviamo così a metà della retta delle scuderie con sempre lo schema che è rimasto invariato. Jalapas Fi torna ad accelerare ancora una volta, abbiamo un 14,3 di parziale davanti alle scuderie, quindi corre da solo Jalapas Fi, compie già a metà della curva, gli altri provano a inseguire ma lottano per la seconda moneta, mentre invece Matteo Zaccherini rincorre quello che è una vittoria che potrebbe essere assolutamente anche di prestigio anche per il tempo, quindi entra nettamente davanti a tutti Jalapas Fi, Matteo Zaccherini che conta i metri che la dividono dalla vittoria, quindi dal palo rallenta ancora, non c'è bisogno di chiedere nulla di più, prima Jalapas Fi, seconda G Scala Sì, al terzo posto Germania che precede Giorgia Bourbon e il numero 2 di Gold Star Kampf, 1,15,3 la media chilometrica, 2,5 il rotolo completo per questa bellissima e importante vittoria di Jalapas Fi. Matteo Zaccherini per Mattia Riccia, e ricordiamo che Giovinella nella training appunto di questo cavallo per la scuderia Limitless, questa femmina di Varennes, e Melissa Fi che si aggiudica la seconda corsa del convegno.